A volte per capire un'intera epoca non serve un manuale di storia, basta un singolo giornale. Ed è proprio quello che faremo oggi con L'Eco di Bagheria, un numero unico uscito nel luglio del 1965. Pensateci, una vera e propria capsula del tempo, un documento che è riuscito a catturare l'anima di una cittadina siciliana in un momento di cambiamento epocale. E attenzione, non si trattava di un notiziario qualsiasi. Fu pubblicato in occasione della festa del patrono, San Giuseppe, ed era a tutti gli effetti un manifesto culturale. Tra le sue pagine si respira l'aria di una bagheria in bilico, sospesa tra il suo passato e un futuro che avanza, quella che veniva definita con un certo sospetto la civiltà meccanicistica. Bene, allora entriamo subito nel vivo di questa storia, partendo proprio dalla prima pagina. Qui emerge subito il tema centrale, questa incredibile tensione tra l'identità più antica, quasi mitologica di Bagheria, e l'alba di una nuova era industriale. Sentite che titolo, è quasi teatrale. Questo è l'articolo di apertura scritto da Castrense Civello. E capite bene che non è una semplice cronaca, ma una vera e propria evocazione. È un appello diretto allo spirito della città, un tentativo di parlare con la sua anima più profonda e segreta. E quest'anima, ha radici lontanissime. Lo stesso nome della città, come ci spiega l'articolo, deriva dall'arabo Porta del Vento, un nome legato ai venti caldi che scendano dalle colline per, dice lui, fecondare gli agrumeti. Insomma, un legame con la terra che è scritto fin dal nome. E la visione che ci restituisce Civello è piena di contrasti affascinanti. Da un lato, Bagheria è la Versailles di Sicilia, con le sue ville barocche, frequentata da artisti e intellettuali di fama mondiale. Dall'altro lato, però, è la terra della generosa fatica, quella della gente umile, dei contadini, dei pescatori. Ed è proprio lì, secondo lui, che risiede la vera, autentica essenza della città. Ma perché è stato pubblicato questo giornale? Appunto, per la festa patronale. Un evento pazzesco, un mix incredibile di sacro e profano, che per 3 giorni interi trasformava completamente la vita della comunità. E qui vediamo il programma ufficiale. C'era di tutto, Si andava dalle processioni religiose alle messe solenni, fino ai concerti della banda e persino di cantanti della Rai. Ma l'evento che tutti aspettavano, il vero cuore pulsante della festa, erano le corse dei cavalli. L'articolo descrive la scena in un modo che sembra quasi di essere lì. Immaginatevi il corso principale, Corso Butera, trasformato in una specie di lombrico brulicante, come lo definisce l'autore. Una pista improvvisata invasa da una folla letteralmente in delirio, pronta per lo spettacolo. E qui si può quasi sentire il rumore, il silenzio carico di tensione prima della partenza e poi il boato della folla. Quel grido in dialetto stretto, partieru, è il momento esatto in cui l'anima più vera, più popolare di Bagheria esplode in tutta la sua energia. Per lo scrittore, per Civello, questa corsa non era affatto solo uno sport. Pensiamoci, siamo in pieno boom economico, l'Italia si sta riempiendo di automobili. E in questo contesto il cavallo diventa un simbolo potentissimo. Diventa l'emblema della tradizione, della nobiltà quasi animale, che resiste all'avanzata del progresso meccanico. E questa lotta, questo scontro tra il vecchio e il nuovo, ci porta dritti al cuore più emotivo di tutto il giornale. Un appello accorato, quasi disperato, per salvare un'arte meravigliosa che stava letteralmente scomparendo. L'articolo si intitola Una tradizione che non deve scomparire e non è un pezzo di cronaca, è una denuncia. Il protagonista assoluto è lui, il carretto siciliano, un capolavoro di arte popolare messo all'angolo dal progresso. Il carretto non era mica un semplice furgone, era, come dice splendidamente l'articolo, un libro di favole e di leggende su 2 ruote. Sui suoi pannelli, tutti intagliati e dipinti a mano, c'era di tutto. Le battaglie dei paladini di Francia, le storie della Bibbia, persino eventi recenti come la battaglia di El Alamein. Incredibile. E qui lo scontro è netto, quasi fisico. Da una parte un intero mondo fatto di arte, di mito, di lavoro manuale, incarnato da maestri artigiani come i fratelli Ducato, che hanno famosi in tutto il mondo, e dall'altra parte l'avanzata inarrestabile dell'industria, delle automobili, che minacciava di spazzare via tutto. E il punto è che questa non era una crisi astratta, teorica.
L'articolo dà un nome e un cognome a questa tragedia. Elenca i vinti, cioè i maestri artigiani, persone che avevano un sapere antico nelle mani, costretti ad abbandonare la loro arte per fare il manovale, l'infermiere, il venditore di verdura o addirittura a emigrare per sopravvivere. È un elenco che fa male. Ma attenzione, perché proprio di fronte a questa crisi emerge l'ingegno, la creatività. I fratelli Ducato, pur di non chiudere la loro bottega, hanno un'idea tanto disperata quanto geniale. Decidono di trasferire le scene epiche dei paladini dal legno, dei carretti, a dei piccoli vasi di terracotta. In pratica, senza saperlo, stavano inventando il souvenir d'arte moderno per adattarsi ai nuovi tempi. Ora però allarghiamo un po' lo sguardo, perché l'intero giornale nel suo complesso riesce a restituirci il carattere così contraddittorio di Bagheria in quegli anni. È fantastico, perché sulla stessa identica pagina si poteva trovare una poesia in dialetto siciliano del direttore, Giuseppe Pintacuda, e subito a fianco le pubblicità degli elettrodomestici per la casa moderna, delle autofficine, delle agenzie di viaggio. L'anima antica e quella nuova, letteralmente una accanto all'altra. E non è finita! Il giornale era anche uno specchio dei gusti dell'epoca. C'erano racconti che oggi chiameremmo gotici, come la tragica leggenda di questi due amanti, Adelaide e Comincio. E poi cronache, pettegolezzi, intrighi che riguardavano la nobiltà europea. Insomma, un vero spaccato culturale. Alla fine, l'Eco di Bagheria è molto più di un vecchio giornale. È un archivio culturale. È il fermo immagine di un mondo intero che lottava per non scomparire e allo stesso tempo cercava di capire come abbracciare il futuro. E tutto questo ci lascia con una domanda, credo, inevitabile. Tra 60 anni, quale singolo oggetto racconterà la nostra epoca? Quale sarà la nostra capsula del tempo? La tarantella è una volta ballata, i picciotti facevano impazzire, giovani e vecchi con le picciritti, come una rete saltata.